Serie B-Win. Appassionati. Appassionati della Serie B-Win, buonasera da Luca Gregorio, benvenuti a Verona-Padova, derby elettrico e valido come posticipo della 29esima giornata. Il Verona ha la grande occasione di portarsi a più 10 sul Varese, quarto, e vuole cavalcare l'onda emotiva delle ultime due vittorie. Il Padova invece potrebbe rafforzare la sesta posizione, ma occhio ai numeri dell'Hellas che al Bentegodi ha perso solo una volta nelle ultime 30 partite. Comincia Verona-Padova, buon divertimento. Lancio esterno su Babacar, buono il controllo del 21 che prova a tagliare verso l'interno, occhio a Babacar, destro sul primo palo, si allunga Rafael e mette in calcio d'angolo. Cacia, la sponda Alfredson, un'occhiata dentro all'inserimento di Gomez, colpo di testa, Silvestri di puro istinto, miracolo del portiere del Padova. Martigno sceglie il lancio profondo, è scattato Cacia, occhio all'uscita di Silvestri, Cacia però lo fa fuori, pallone messo dentro al limite dell'area di rigore, Alfredson calcia troppo debolmente, palla sul fondo. Alfredson, lo schema, pallone verso il secondo palo, arriva la torre di Maietta, Lanner da sotto misura, Silvestri miracolo, e poi ancora Lanner, spedisce oltre il fondo. Gomez prova a partire, ne salta uno, salta anche il secondo, nessuno lo ferma, troppo spazio per Gomez, attenzione perché c'è lo spazio per calciare, Gomez alleggerisce per Sgrigna, piazzato, ancora Silvestri e si salva il Padova. Contropiede spinto da Babacar, largo c'è Cutolo che ha evitato il fuorigioco, occhio a Cutolo perché può calciare, c'è poco angolo, chiude troppo e palla sul fondo. Alfredson, la parabola dentro l'area di rigore, palla che schizza Jorginho di controbalzo e palla a lato di pochissimo a spaventare Silvestri. Rispoli dentro De Feudis, controllo, hesitation, ancora De Feudis, palla Farias, sbuca le spalle di tutti, il Padova in vantaggio, Diego Farias, 10° in campionato per il brasiliano, 15° in B, gioisce Colomba, la firma dell'ex. Jorginho, pallone verso il secondo palo, poi attenzione, si lotta al limite dell'area di rigore, ancora Gomez, a mano aperta, il solito Silvestri. Viviani, cerca l'imbucata dentro, il pallone passa, occhio perché è partito Cutolo, la posizione è buona, Cutolo! 2-0 Padova, 67°, forse chiude i giochi, 7° in campionato, 36° in B. Ammutolisce i fischi del Bentegodi. Farias, parte lui, ancora, lascia sul posto Rivas, anche Maietta, Farias, gran numero, poi la punta e alla fine Rafael si salva in calcio d'angolo. Viviani, calcio di punizione, Bonazzoli, grande stacco e pallone che si addormenta a lato di pochissimo. Martigno, prova il numero su De Feudis, pennella il cross, profondo verso il secondo palo, Gomez, Silvestri, gli nega anche questa. Martigno, lancio dentro, non ci arriva Cacia, ancora Gomez, può andare a calciare, Silvestri a mano aperta, pazzesco. Bonazzoli, trova l'imbucata, Farias, grande aggancio, la posizione buona, Farias tutto solo, palo pieno, si salva il Verona. Finisce qui, colpaccio del Padova Verona che prosegue con l'incubo dei derby veneti, la zona playoff è sempre più calda.